Vice Governatore Riccardi, oggi in Giunta si è deliberato la costituzione di un tavolo di saggi proprio per definire quelle che sono le priorità e lo stato della sanità regionale. Sì, è un tavolo di esperti, di professionisti di altissima qualità. Il nostro obiettivo è quello di riportare il servizio sanitario regionale ai livelli di un tempo, quindi a un'eccellenza rilevante. E abbiamo individuato proprio i protagonisti che garantirono questo tipo di prestazione, quindi delle figure importanti, il dottor Fasola, il dottor Cappelletti, il dottor Ross, il dottor Balbina, la presenza anche del mondo universitario col professor Busaferro e il professor Sinagra, la dottoressa Chersevani e quello che noi riteniamo sia anche un simbolo del tema sociale che è Don Davide Larice. Ecco, a loro noi chiediamo e hanno accettato questa nostra proposta e soprattutto lo fanno anche gratuitamente, di monitorare quella che è di presentarci un quadro della situazione che oggi si presenta e soprattutto di ragionare rispetto a delle ipotesi di ridefinizione del modello del servizio sanitario regionale, in modo che questo lavoro diventi patrimonio della discussione istituzionale e politica che poi tutte le forze coinvolte e del mondo delle professioni, in maniera che poi si possa arrivare in alcuni mesi a raggiungere l'obiettivo che tutti ci siamo dati di ridefinizione del modello di governance del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia.